Siamo con Mister Fattorell, Mister. Grande rammarico per questa retrocessione al primo anno di Serie A per questo Vittorio Veneto. Comunque, cosa incoroni e cosa non incoroni di questa Serie A? Beh, di questa Serie A abbiamo fatto un'esperienza secondo me molto positiva. Peccato per la regola un po' strana delle 4 retrocessioni su 12, che secondo me è una cosa un po' da rivedere in federazione. Comunque alle ragazze non posso dire niente perché come primo anno di Serie A e nonostante quasi tutte nel nostro settore giovanile, a parte le 4-5 che sono arrivate, comprese loro, devo fargli un applauso a tutte perché sono state brave, hanno dato tutto, quindi nessun rammarico, peccato per la retrocessione, ma un applauso sicuramente alla società e alle ragazze. Magari la cosa più assurda è vedere che anche se il Vittorio vinceva oggi non cambiava nulla, retrocedeva comunque. Sì, beh, in effetti nelle ultime partite soprattutto ci sono stati dei risultati molto strani, tipo la Roma oggi con Mozzanica che ha vinto oggi. E per il resto non posso dire niente perché cioè, dovevamo farli prima i punti, non era sicuramente oggi che dovevamo tentare di salvarci. Comunque ripeto, un applauso grande alle ragazze e alla società che sta lavorando benissimo. Per quanto riguarda la partita, magari troppo timore per questo Vittorio Veneto che è sceso in campo, come detto, timoroso. Sì, si vede che la posta in palio era alta e le ragazze erano un po', diciamo, tese, no? Però fa parte anche questa dell'esperienza, ero convintissimo che salvandoci quest'anno, il prossimo anno queste ragazze qua potevano dare sicuramente metà classifica. Comunque non importa, adesso è inutile star qui a rimpiangere tutto quanto. Noi dobbiamo solo come società pensare a quest'estate a rifare un po' tutto e poi il prossimo anno vediamo, ripartiamo sicuramente a 1000. Mi stai dicendo che dunque sicuramente questo Vittorio Veneto proverà e riborrà magari tornare in Serie A. Sì, beh, noi abbiamo sempre giocato le partite per vincere, l'anno scorso per vincere il campionato, quest'anno per fare i più punti possibili. Non ce l'abbiamo fatta perché le ragazze, tante erano il primo anno di Serie A, quindi sì, l'inesperienza che abbiamo pagato il girone andata soprattutto. Però nonostante questo le ragazze hanno dato tutta l'anima e quello che dovevano fare è dare tutto, quindi non posso incriminare niente alle ragazze. Anzi, come ultima intervista volevo anche ringraziare tutti quanti quelli che al seguito, che quest'anno abbiamo un pubblico numeroso, anche oggi si è visto che gran parte erano del Vittorio, tutti quelli che ci danno una mano, non faccio nomi per non dimenticare tutti, cioè qualcuno. Comunque ringrazio dal primo all'ultimo, da tutti quanti e arrivederci al prossimo campionato. Siamo con Giovanni Bolzan. Giovanni, che rammarico retrocedere in questo campionato dopo quanto si è speso e fatto con questa società che ha potuto fare un discorso a medio e lungo termine. Questo significa che può tornare sicuramente in Serie A questo Vittorio Veneto. Ci sarà da lavorare. Come puoi analizzare questo e tutto quello che è stato fatto in questa stagione? Ma quello che è stato fatto in questa stagione è stato qualcosa di grande e di immenso a partire dal gruppo e a partire dall'organizzazione societaria. Le ragazze anche oggi hanno dato l'anima. Dispiace molto perché arrivare noni in Italia e retrocedere ha un sapore amaro. Nel maschile chi arriva nono rischia quasi di andare in Europa a fare la Coppa UEFA, nel femminile si retrocede. Lascia l'amaro in bocca, c'è sicuramente qualcosa da rivedere nel regolamento. Dici che questo proprio ha pesato, ma per quanto riguarda il Vittorio Veneto, secondo te cosa è mancato? Magari i 2 punti di Luserna possono essere quelli che hanno dato la chiave a questa Serie A al Vittorio Veneto? No, noi sicuramente abbiamo fatto i punti che ci meritavamo. Ripeto, siamo arrivati non in Italia e retrocediamo, c'è qualcosa che non funziona. Questa occasione mi serve per fare un plauso importante a Mister Melillo della Roma, che è uno che si è sempre battuto sia quando ha vinto sia quando ha perso
sull'assurdità di questo regolamento. C'è qualcosa che non funziona, a livello di regolamento, a livello di gestione federale a questo punto, e permettetemi di dire anche un po' a livello di Associazione Italiana Calciatori. L'Associazione Italiana Calciatori anche ultimamente si beava del fatto di aver ottenuto l'obiettivo delle 12 squadre in Serie A senza pensare al meccanismo delle retrocessioni. Sembra quasi che la Lega Animalista faccia una riserva particolare per favorire gli animali, lasciandoci dentro i cacciatori. Qui si sono battute per il campionato 12 squadre senza prima definire bene il meccanismo delle retrocessioni. 4 squadre su 12 è un'assurdità totale. Dicevi di Mister Melillo, proprio lui quando l'ho intervistato diceva proprio retrocederanno squadre e società anche ben organizzate. Sì, sicuramente, ma al di là di società e squadre ben organizzate, un gruppo di ragazzi che ha lavorato duro una vita, ha raggiunto il sogno della Serie A e poi gli viene tra virgolette spento per una gestione che a parer mio ma anche Melillo la pensa come me e probabilmente tanti altri, assolutamente ingiusta. Una battuta sulla prossima data, anche se è troppo presto, ce la puoi regalare? No, a prescindere dal risultato del campo, questa è una società che ha costruito negli anni una struttura forte, sia che faccia la Serie A o che faccia la Serie B. Adesso ripeto, a prescindere, lasciamo passare questa settimana, poi ci siederemo a tavolino e vedremo di costruire al meglio possibile la prossima stagione. Il sogno è stato bellissimo, perché magari non si possa provare a ripeterlo. Grazie Giovanni. Grazie a voi, buonasera. Siamo con Mister Cassia. Mister, hai messo in campo una formazione, seppur in assenza di Glenland e Brumana, ottima, e veramente in campo si è visto un ottimo Tavagnacco. Grazie. Sì, diciamo che oggi era difficile preparare questa partita, anche perché comunque c'erano delle ragazze che hanno giocato anche Vittorio Veneto e che mi avevano detto che gli sarebbe dispiaciuto vincere questa partita, perché insomma c'era dell'amicizia anche con queste ragazze. Quindi oggi penso che più di qualcuna, insomma, specialmente a fine partita, così si è sentita un po', non dico in colpa, ma quasi. Però noi, per quello che è il mio spirito, bisogna giocarsele tutte le partite per vincere, rispettando sempre l'avversario, che poi, devo essere sincero, è una squadra che mi è piaciuta, il Vittorio Veneto. Sicuramente non avrà grosse individualità, perché è normale che sia così, però è una squadra che comunque ha lottato, ha coperto bene gli spazi, insomma si proponeva anche in profondità, insomma ha 2 o 3 giocatori che secondo me, che pur non conoscendo il calcio femminile, ma credo la centrocampista, credo che sia una nazionale anche Under 23 se non sbaglio, mi è piaciuta. Under 19 Mella. Under 19 la Mella, ecco, quindi insomma non mi è dispiaciuta la squadra, anzi dirò di più, che i primi 10 minuti noi abbiamo sofferto molto, perché noi sono una squadra anche che è lenta a carburare, e quindi noi abbiamo avuto, specialmente su 2 ripartenze, anche potevamo anche andare sotto. E poi siamo state brave anche un po' così a non scoprirci. Poi è chiaro, dopo il primo o secondo gol la partita è finita, no? Perché poi chiaramente gli spazi si sono aperti, ed è normale che insomma le giocatrici, quelle che sono di maggior caratura tecnica, riescono ad effettuare le giocate che insomma sono più congeniali a loro. Però questo Vittorio Veneto credo che comunque mi lascia un po' così vederlo nel quartultimo posto. Secondo me non era una squadra da quartultimo posto, però il calcio è questo. Sì, mi hanno detto che poi anche c'è già la retrocessione, mi sembra, adesso non lo so se poi ci sono anche il discorso, non c'è più niente, quindi finisce qui il campionato. Finisce quindi il campionato, anche se secondo me ci sono anche poi i ripescaggi, credo che insomma avrà, insomma, vedo comunque ho visto una buona organizzazione, insomma, da parte della squadra, e credo che forse avrebbe meritato qualche punticino in più questa squadra. Sì, se posso aggiungere una battuta che fece 2 settimane fa Mister Melillo ai nostri microfoni, dicendo la Serie A non ti regala niente nessuno. No, è normale che sia così, perché magari quando vieni anche dalla Serie B pensi magari di potertela giocare.
però non è mai semplice, insomma, entri poi, diciamo che l'approccio è anche quando ti scontri con realtà, insomma, perché questo campionato, da quello che ho potuto vedere, è diviso in due tronconi, no? Ci sono le prime 7-8 squadre, anche meno, che fanno il campionato, e il resto dietro, insomma, sono quasi tutte sullo stesso livello. Forse chiaramente manca, che è normale, ma è normale così, che quando vieni su ti manca quella esperienza, quel qualcosina in più, che insomma magari all'inizio tu pensi magari di essere tranquillo, a posto, magari una squadra competitiva, invece dopo a lungo andare vedi che soffri, no? Perché ma è normale che sia così, è normale. Però questa squadra, secondo me, se oggi si sarebbe salvata, o comunque auguro comunque di ritornare al più presto in Serie A, questa è una squadra che comunque secondo me l'anno prossimo avrebbe fatto sicuramente meglio, perché è una squadra che avrebbe acquisito maggiore competenze, maggiore consapevolezza dei propri mezzi, che quella forse credo che sia l'aspetto psicologico, un po' anche quello il tallone d'Achille della nostra squadra. Perché se vuoi ottenere risultati devi anche avere un approccio diverso, no? Quindi una squadra deve salvarsi, deve avere un approccio forse più determinato, più grintoso. Tante volte è mancato anche a noi in queste 3 partite che abbiamo giocato, dove abbiamo giocato molto bene col Brescia, a Mozzanica siamo cadute sulle nostre, chiamiamole solite pecche, e oggi abbiamo fatto una partita che comunque è una partita corretta, dove abbiamo giocato insomma, per vincere, ma è normale che sia così. Comunque, analizzando proprio tutto il suo discorso che mi stai dicendo, se confermi anche te che 4 retrocessioni sono troppe. No, secondo me, ma ci sono tante cose da rivedere, secondo me 4 sono effettivamente troppe, Su un campionato 12 squadre. Piuttosto io farei come nei dilettanti, cioè io farei una retrocessione, farei fare dei play out, magari le ultime 4 se vogliono proprio dare un maggiore, perché sennò a questo punto qua veramente è un campionato che forse dovrebbe anche la federazione rendersi conto che è molto dispendioso, cioè non è che vai a giocare, no, Vittorio Veneto, dopo vai a giocare, che ne so, Treviso, qua vai a giocare in Sardegna, in Sicilia, in Puglia, quindi queste cose qua dovrebbero valutarle meglio, sarebbe la possibilità di valutarle meglio anche venendo incontro alle società stesse, no? Perché non puoi, e anche in questo caso retrocede, se quart'ultima si è retrocesso, è un po' un assurdo, questo sono d'accordo con lei. Grazie mister Cassia. Niente, grazie a voi. Grazie.